Con l'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno e con la consueta rilevante affluenza di persone nei luoghi di grande richiamo di pubblico, il questore di Agrigento, Maurizio Ariemma, ha disposto l'immediata massima intensificazione dei servizi di controllo del territorio e dei dispositivi di prevenzione nella città, attraverso mirati servizi nei luoghi ad alta concentrazione di persone. Così dal pomeriggio di oggi e per tutto il periodo natalizio 2 poliziotti saranno in servizio presso il centro commerciale Città dei Templi, onde permettere una presenza rassicurante per chi nel citato periodo di festività si reca presso la predetta struttura per fare gli acquisti di Natale e trascorrere il tempo libero. Analoghi servizi saranno avviati dalla Polizia di Stato anche nei centri commerciali di Licata, con l'impiego di personale del locale commissariato e quello di Castrofilippo da parte dei poliziotti di Canicattì, in un'ottica più ampia volta a implementare la presenza sul territorio degli equipaggi della Polizia di Stato. È stato altresì disposto un adeguato rafforzamento dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il cui organico è stato incrementato con ulteriori unità alla fine di garantire una pregnante e capillare azione preventiva con la presenza sul territorio di un maggior numero di equipaggi. Ciò, oltre ad assicurare una più incisiva azione di controllo nel territorio, garantirà attraverso una maggiore visibilità degli equipaggi della volante una rinnovata maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini. La grande attenzione rivolta dal questore Ariemma verso il controllo del territorio, ritenuto una priorità assoluta dal capo della Polizia Agrigentina, trova riscontro anche nella riattivazione del posto fisso di polizia presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il cui personale costituisce un immediato punto di riferimento per gli operatori della struttura ospedaliera e per i cittadini che ricorrono alle cure dei medici.